Mister Giorgio Molon, al termine del quarto di finale vinto dagli allievi del Veneto 1-0 contro la Calabria. Mister, è stata una partita a scacchi, una battaglia serrata. Diciamo che voi ci avete provato di più dell'avversario, l'avete sbloccata su calcio piazzato che poteva essere una delle vostre armi. Successo nel complesso meritato, direi. Sì, direi che l'analisi è precisa. I ragazzi oggi qualcuno ha accumulato stanchezza dalle prestazioni precedenti, però devo dire che si sono battuti come leoni, chi è partito e chi è entrato. Abbiamo cercato di impostare la partita secondo i nostri canoni e quindi cercando sempre di giocarla il più possibile. Non era facile contrastare una squadra come questa che giocava tutta con i giocatori dietro la linea della palla, però i ragazzi hanno avuto pazienza, abbiamo cercato di fare il nostro gioco. Qualcuno, ripeto, non era brillante, però veramente non posso fare nessun tipo, solo complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto veramente. Andrea Tomasi, al termine del quarto di finale vinto dagli allievi del Veneto 1-0 contro la Calabria. Andrea, l'hai decisa tu, l'anno scorso eri con i giovanissimi, era andata male ai quarti, quest'anno invece è andata bene e proprio con il tuo zampino, complimenti, è una grande partita. Sì, grazie, è stata una soddisfazione fare questo gol vittoria, portata a casa questa, adesso pensiamo alla semifinale e vabbè, e speriamo bene, dai.